Mentre ancora aleggia l'ombra del Presidente della Repubblica, che è stato qui nostro ospite ieri, e non ancora smaltita la sbornia derivante dall'orgoglio di averlo avuto al Teatro Pirandello, stasera ci aspetta un altro grande momento importante, perché il Teatro Pirandello avvia ed inaugura gli eventi, entrano a pieno titolo dentro il calderone di Agrigento, capitale italiana della cultura 2025, e volutamente lo abbiamo calendarizzato per il 19 gennaio, sapendo che sarebbe stato esattamente all'indomani della cerimonia di apertura col Presidente della Repubblica. Essere noi a far partire tutto questo dopo la visita del Presidente della Repubblica ieri è un grande onore. Volevamo esserci, grazie di averci invitato. Quindi è un evento che non ha bisogno di presentazioni, perché l'Ensemble Symphony Orchestra si presenta da sé, il pubblico agrigentino ha risposto in un modo inequivocabile, cioè regalando intanto un tutto esaurito, e quindi un'enorme soddisfazione per il Teatro Pirandello, che così comincia da oggi la propria offerta culturale che si snoderà per l'intero anno 2025, e ne approfitto per ringraziare il direttore dell'orchestra e maestro Giacomo Loprieno. Per noi è un onore incredibile essere stati invitati dalla Fondazione Pirandello a tenere questo concerto in un teatro magnifico, uno dei più belli nei quali abbiamo mai suonato, perché la Sicilia è una terra di grandissima cultura. Agrigento quest'anno è capitale italiana della cultura per il 2025, e inaugurare questa serie di eventi che percorreranno tutto il 2025 con un concerto che abbiamo portato in Italia, in Europa, negli Stati Uniti, in Asia, portando alta la bandiera italiana in cultura musicale e quindi del maestro Morricone, è veramente un piacere e un onore. Il fatto che questa sera sia tutto esaurito dimostra che questa città è attentissima agli eventi culturali.